Terribile tragedia a Castello di Godego, 43enne strangola il figlio di 2 anni e poi si toglie la vita. I corpi scoperti dal nonno, paese sotto shock. All'origine del gesto sembra le condizioni di salute del piccolo, era autistico. Sconvolto il sindaco Diego Parisotto, conoscevo Egidio Battaglia da quando eravamo ragazzini e giocavamo assieme, non riesco a crederci, questa storia strappa il cuore. TAC Veneto Banca, Vincenzo Consolo rinviato a giudizio per tutti i capi di imputazione formulati dall'accusa. La prima udienza è il prossimo 10 aprile. Saluto romano, la commemorazione dei repubblichini a Miane. La Digos ha denunciato 4 persone per violazione della legge Mancino. Un anno di pandemia nelle parole del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Amministratori locali fondamentali, dice, ricorda i momenti più duri vissuti. Al via la vaccinazione degli insegnanti, oltre 2600 sono nel pomeriggio, domani si replica, inoculato per la prima volta il siero AstraZeneca. Tamponi gratuiti in Piazza Borsa Treviso per i cittadini nel pomeriggio, screening per individuare eventuali positivi asintomatici, ma anche la presenza di varianti del Covid. L'anno del virus, domani sera alle 21:15 su Antenna 3, il documentario realizzato da Media Nord-Est per ripercorrere i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale dunque di Treviso si apre con la tragedia terribile che ha sconvolto la comunità di Castello di Godego e non solo, un po' tutta la Marca. In queste ore la tragedia del 43enne Egidio Battaglia che ha ucciso il figlio di appena 2 anni e poi si è tolto la vita. Allora subito ci colleghiamo con i nostri Anna De Roberto e Lucio Zanato che si trovano proprio a Castello di Godego. Anna. Nicola, buonasera. Allora, eccolo, potete vedere, c'è già il primo mazzo di fiori, è un mazzo di tulipani bianchi ed è posto proprio sotto la casa di Egidio Battaglia e Massimiliano, a poche ore dalla tragedia che ha davvero sconvolto un'intera comunità. Siamo qui con il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto, e una tragedia davvero incredibile. Le salme di Massimiliano ed Egidio sono state portate via poco fa c'erano anche i carabinieri. Allora andiamo a vedere il servizio per ripercorrere quello che è accaduto. Vediamo insieme questa grande tragedia che ha sconvolto davvero tutta la comunità. Non vedremo sopra. Ha ucciso il suo bambino di 2 anni e mezzo, poi si è tolto la vita. Il fratello, che lo aspettava per pranzo, è andato a cercarlo a casa insieme al padre, facendo la sconvolgente scoperta. In un istante la comunità di Castello di Godego è piombata nell'incubo più atroce. Un suo figlio, il 43enne Egidio Battaglia, ha soffocato il piccolo Massimiliano mentre la moglie Adriana era al lavoro. Poi, nel bagno dell'appartamento in piazza Città di Bovis, si è suicidato, colpendosi con un coltello al petto e alla gola. Non avrebbe retto alla diagnosi di autismo fatta al bambino, come lo stesso Battaglia avrebbe spiegato in una lettera lasciata insieme alle sue ultime volontà sul tavolo della cucina. Shock, incredulità, silenzio, a malapena qualche parola pronunciata con un filo di voce. Mi dispiace, non me la sento, mi viene a piangere se ci parlo. Una tragedia? Una tragedia perché quest'estate gli ho venduto 2 biciclettine per suo figlio. Un bambino vispo è un bambino normale, che ha forza di carattere. Il fratello Stefano e il padre Fortunato hanno cercato di entrare dalla porta di casa, ma all'interno c'era la chiave. Servendosi di una scala sono saliti fino al terrazzo e da lì nell'appartamento dove ormai tutto si era già compiuto. La moglie di Egidio, dipendente di una cooperativa che distribuisce i pasti all'ospedale di Castelfranco, era al lavoro. Avvisata e arrivata sul posto, è stata colpita da un malore e portata via con l'ambulanza. Battaglia lavorava per una ditta di macchine impastatrici, la Pavan di Galliera Veneta. Non ci sarebbero stati problemi economici, quindi un'unione felice, una famiglia serena fino alla scoperta della sindrome del piccolo Massimiliano che ha fatto crollare il mondo del 43enne al punto da togliere la vita al piccolo e accoltellarsi a morte. Sul posto i carabinieri che per lunghe ore hanno effettuato i rilievi coordinati dal sostituto procuratore Mara De Donà. Dei fiori bianchi lasciati per Massimiliano dalla mamma di un amichetto con cui giocava al parco, quindi l'uscita delle salme dall'abitazione sotto gli occhi attoniti dei presenti.
Eccoci, allora avete visto, insomma avete sentito nel servizio, siamo qui con il sindaco, lei ha detto che è una tragedia che le ha davvero strappato il cuore, conosceva bene Egidio tra l'altro? Sì, lo conoscevo parecchio, soprattutto quando eravamo più giovani, nel senso che lui veniva spesso a trovare i nonni che abitavano vicino ai miei genitori, per cui quando ci trovavamo c'era sempre un'occasione per giocare o a nascondino o a rubabandiera o a calcio, insomma come fanno i bambini quando si ritrovano insieme. Dopo le nostre vite si sono chiaramente divise perché ognuno ha percorso la propria strada, ma ogni qualvolta che ci incontravamo c'era sempre un momento di condivisione, di festa e sì, Egidio è sempre stato molto molto cortese, molto amichevole, mi chiedeva di me, della mia famiglia, dei miei piccoli, insomma avevamo sempre un motivo per poter stare insieme. Qui sul posto sono arrivati entrambi i fratelli di Egidio, il papà quindi, e sono rimasti qui per parecchie ore anche con lei per seguire insomma tutti i lavori anche della scientifica, quindi hanno visto con i loro occhi questa tragedia. Sì, purtroppo hanno visto insomma una tragedia veramente straziante. E poi sono rimasti qua perché probabilmente un po' increduli, un po' non sapevano neanche loro cosa fare, dove andare, con chi parlare per avere delle spiegazioni, perché erano veramente sconvolti. Nulla, sindaco, che facesse presagire dei momenti di difficoltà vissuti da Egidio? No, da quello che so io no, nel senso che anche oggi pomeriggio ho parlato con diverse persone che lo frequentavano un po' di più di me e tutti quanti mi hanno confermato insomma che sembrava che tutto andasse per il verso giusto, insomma, per cui il lavoro c'era, lavorava sia lui che la moglie, il bambino cresceva, per cui tutto sembrava che andasse per il verso giusto. Lei andrà a trovare Adriana, che adesso la mamma di Massimiliano è in ospedale, sedata, in stato di shock, andrà a trovarla a breve? Sì, penso che andrò a trovare sia lei che la famiglia di Egidio, che conosco molto bene, è una famiglia veramente una famiglia straordinaria e che conosco. Diceva molto attivi sul territorio. Sì, anche molto attivi, hanno un senso civico e un senso di responsabilità veramente straordinari. E sì, anche in termini di volontariato il papà di Egidio non si risparmia mai nel dare una mano anche nella pulizia del sentiero che passa qui a ridosso a casa sua o comunque a ridosso delle sue proprietà, ed è molto impegnato, insomma è molto corretto, una persona veramente squisita. Senta, sta pensando di dire lutto cittadino nel giorno dei funerali, che potrebbero essere per martedì o mercoledì? Sì, con ogni probabilità verrà fatto un lutto cittadino, anche perché oltre ad Egidio è morto un bambino insomma veramente giovane, per cui presumo che sarà indetto un lutto cittadino. Ecco, nel foglio, in queste pagine che sono state trovate sul tavolo insieme al testamento di Egidio, tutte le parole, tutta la verità che racconterà questa tragedia e spiegherà questa tragedia, spiegherà l'inspiegabile anche a mamma Adriana, che in questo momento appunto si trova all'ospedale. Se non avete altre domande vi restituiamo la linea. Grazie ad Anna De Roberto e anche a Lucio Zanato, grazie anche al sindaco Diego Parisotto. Noi continuiamo con il nostro telegiornale, il crack di Veneto Banca, perché l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli è stato rinviato a giudizio oggi dal giudice per l'udienza preliminare di Treviso per tutti i capi di imputazione formulati dall'accusa: ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto e aggiotaggio. La prima udienza è stata fissata per il 10 di aprile. La decisione è arrivata al termine della ringa difensiva di Consoli, sostenuta da Ermenegildo Consoli, Costabile, alla presenza degli avvocati di parte civile di circa 500 risparmiatori dell'istituto danneggiati dall'azzeramento delle azioni e obbligazioni subordinate in loro possesso. Quindi il 10 di aprile la prima udienza del processo. E poi il saluto romano, lo ricorderete, abbiamo raccontato la polemica della scorsa domenica a Miane, la commemorazione di Miane. Bene, la Digos ha denunciato 4 persone in violazione dell'articolo 2 della legge Mancino, che punisce chi in occasioni pubbliche compie gesti o manifestazioni legate al partito fascista. Si tratta di militanti, queste 4 persone denunciate, già note alle forze dell'ordine per la loro appartenenza a movimenti dell'estrema destra trevigiana. L'evento, come ricorderete, aveva richiamato la partecipazione di
oltre un centinaio di persone. Al termine della commemorazione uno degli organizzatori si era rivolto ai partecipanti con la formula della chiamata al presente, alla quale molte manifestanti hanno risposto per 3 volte consecutive presente, seguito dal saluto romano. 4 di loro sono stati denunciati. E adesso l'emergenza Covid, mentre i dati delle ultime 24 ore nella Marca parlano di 153 nuovi casi positivi, quindi un rialzo del conteggio dei nuovi positivi, 4 i decessi nelle ultime 24 ore. Siamo ormai alla vigilia di quell'anno di Covid, di quell'anniversario dei 12 mesi dai primi casi di Voda, quando tutto iniziò, ed è stato un anno davvero intenso, davvero per tutti, e anche per chi, come il sindaco di Treviso, Mario Conte, nonché presidente ANCI Veneto, ha dovuto gestire insieme ai suoi colleghi amministratori locali questa emergenza terribile. Per me rimarrà indimenticabile quel 7 aprile del 2020, dove purtroppo da solo mi sono trovato in Piazza dei Signori a rappresentare la comunità in un momento di commemorazione appunto delle vittime del bombardamento. Il peso della responsabilità nel colmo di un momento drammatico per la città, per il Veneto, per l'Italia intera, e quel profondo senso di solitudine. Mario Conte ha vissuto l'anno della pandemia nella doppia veste di sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI. C'è stato un vortice di emozioni e di preoccupazioni che ha travolto il sindaco di Treviso, così come tutti gli altri sindaci, che però hanno saputo far squadra. In un momento in cui era facile farsi prendere dalla disperazione, invece abbiamo tenuto alto il morale dei nostri cittadini, richiamandoli al rispetto delle regole, interpretando la schizofrenia di regole che ci è piombata addosso, dai DPCM, che è una parola che è diventata famosa, alle ordinanze regionali. I sindaci rispondevano sempre presenti. La preoccupazione per l'epidemia che si diffondeva, per le ricadute economiche, per la tenuta stessa del bilancio del comune. Questi ultimi mesi, quelli della seconda ondata, i più difficili, secondo Conte, per l'alto numero di decessi nel territorio. Da primo cittadino non rinnega nessuna decisione presa in questo lungo anno di emergenza. Sono consapevole che qualche volta possa essere stato anche impopolare. Per esempio siamo stati tra i primi a rendere obbligatoria la mascherina anche all'aperto, una decisione che ha scaturito tante reazioni, anche di rabbia nei miei confronti, però ho sempre messo al centro di ogni mia decisione il bene della mia comunità. Nei cittadini, conclude, ha trovato grandi risorse per reagire. Allo spirito di solidarietà, perché è una caratteristica che ha sempre distinto i nostri cittadini, ma in questo anno in modo particolare è emerso appunto il grande spirito di squadra e la voglia di aiutarsi l'un l'altro. Mi piace pensare che poi questo spirito di solidarietà continuerà anche dopo, perché avremo bisogno di aiutarci l'un l'altro, soprattutto con un occhio di riguardo nei confronti degli ultimi. Oggi è stata anche la giornata dedicata agli eroi della sanità, agli eroi camici bianchi caduti in questi 12 mesi di terribile pandemia. Ad Asolo una commemorazione particolare anche per la presenza del sindaco di Asolo, infermiere, che ha visto da vicino questa guerra. Ricordo bene il momento della telefonata da parte dell'azienda sanitaria, ricordo bene l'attimo di sbigottimento che ho avuto quando ho messo giù il telefono e ricordo bene anche il momento in cui ho varcato per il primo turno di lavoro la rianimazione Covid di Montebelluna. Sono dei momenti che restano scolpiti nella mente. Mauro Migliorini, sindaco di Asolo ma anche infermiere, ricorda così quel giorno di un anno fa, quando ha indossato il camice e ha iniziato a lavorare con i pazienti Covid. Un racconto che arriva nel giorno in cui nel parco di Via dei Tartari è stato inaugurato un cippo in memoria di quei medici, infermieri, operatori sociosanitari che in questi 12 mesi di pandemia hanno perso la vita a causa del virus. Un cippo voluto dall'amministrazione comunale e dall'intera comunità asolana in occasione della prima giornata nazionale dei professionisti sanitari uccisi dal virus durante il loro lavoro. Per gli operatori sociosanitari questi sono stati mesi difficili, a contatto con la sofferenza di pazienti che il Covid ha tenuto lontani dagli affetti più cari. E così in corsia Scienza e Umanità hanno vissuto fianco a fianco per dare sostegno medico e psicologico ai pazienti.
Sono persone che non possono vedere i propri cari e non possono star vicini quindi alle persone più care a loro, e cerchiamo noi di sostituirci a loro aiutandoli a comprendere il valore che ha l'isolamento stesso per la guarigione. Questa giornata, spiega il sindaco infermiere, deve insegnarci solo una cosa. E se rispettiamo 4 regole fondamentali riusciamo ad evitare ulteriori morti, lutti. E poi c'è la lotta allora contro il virus, come diceva il sindaco di Asole, quindi non solo rispettare le regole, e poi il vaccino. Oggi al via la vaccinazione degli insegnanti anche nella Marca, oltre 2.600 solo nel pomeriggio. Domani si replica con numeri ancora più consistenti ed è stato inoculato per la prima volta il siero AstraZeneca. Vaccinazione di massa di insegnanti e personale scolastico. Al Bocciodromo di Villorba sono 870 i convocati nel pomeriggio, oltre 2.600 nelle sedi vaccinali dell'ULSS 2. Si utilizza per la prima volta il siero di AstraZeneca. Il cartello all'ingresso ricorda che può essere somministrato fino ai 54 anni di età. Le prime sono Lisa e Simona, rispettivamente coordinatore educativo di una scuola materna di Salgareda e insegnante alle elementari di Quinto. Io sto bene, sono contenta di averlo fatto. Penso che sia un passo decisivo per responsabilità civile. Oggi sono qui e penso che sia la strada giusta. Era un passo dovuto, è necessario che tutti prendano coscienza che questa è l'unica strada vera per uscire da quest'incubo e per ritornare ad una normalità che ormai ci è stata tolta. Una scuola che non è in presenza non può essere una scuola assolutamente. I bambini, i ragazzi, le università devono ricominciare a vivere. Ci si vaccina su base volontaria, un sollievo dopo un anno duro sotto molti aspetti. Per la paura di infettarsi, per la paura di poter anche infettare qualcuno, di poter portare a casa questo virus ai nostri familiari. Sicuramente non è facile, non è stato facile, ma noi siamo forti, abbiamo fatto tutti noi insegnanti il possibile e continueremo a farlo. Mi sono negativizzato 10 giorni fa. E ha già potuto sottoporsi al vaccino? Sì, ho chiesto al medico, ho chiesto all'ASL, sono stati veramente pronti nella risposta. C'è chi si è emozionato versando anche qualche lacrima. Sì, mi sono commossa, è stato un bel momento. Poi ci sono situazioni particolari, come una mamma di Spresiano, insegnante, e le 2 figlie maestre, o come Silvia e Michele, moglie e marito. E abbiamo aderito alla campagna per essere sicuri e fiduciosi che possiamo riprendere anche con i ragazzi un rapporto di relazione che chiaramente in questo periodo è venuto a mancare. Per il personale sanitario la vera novità è il nuovo vaccino da inoculare. Da quello che abbiamo letto non dovrebbero esserci problemi, soprattutto con la seconda dose. A differenza degli altri vaccini, qui può dare più problemi la prima dose anziché la seconda, dose che verrà fatta dopo 12 settimane. E a proposito di scuola, quali sono le novità, i punti di novità messi sul piatto dai vertici della scuola veneta nel primo incontro con il neo ministro all'istruzione? Sentiamo. Tutto il settore del digitale, dell'economia verde e dell'energia richiederanno moltissimi lavoratori in più, tante competenze. Lo ha detto anche Draghi, circa da qui al 2023 3 milioni di tecnici, il nostro paese avrà bisogno di 3 milioni di tecnici in più. La scuola deve fare un lavoro rapidissimo, ne è convinta la dirigente Carmela Palumbo, che ha già avuto un primo colloquio lunedì scorso con il ministro Patrizio Bianchi. Ascolto e condivisione, ma anche proposte concrete messe sul tavolo, tra queste, ecco, quelle del Veneto. Nel primo biennio di tutte le scuole superiori bisogna ormai introdurre e rendere obbligatoria una nuova materia informatica, ICT, cioè Information and Communication Technology, intelligenza artificiale, e anche il Big Data. E poi ridurre il numero di studenti per classe, soprattutto per la scuola superiore, massimo 24 alunni nelle classi iniziali, tanto per cominciare. La lotta alla dispersione scolastica parte anche dalla personalizzazione dei percorsi, dalla possibilità di garantire per ogni studente il raggiungimento di una qualifica entro i 17 anni. Per farlo, spiega Palumbo, servono classi meno numerose. Nell'immediato la dirigente della scuola veneta auspica che l'attuale sistema con DAD al 50% possa essere garantito
garantito fino a fine anno, mentre sembra escludere che il calendario scolastico possa essere modificato. Oggi il ministro Bianchi ha parlato di scuola fino a giugno solo per le elementari. Più che prolungare l'anno scolastico inteso come giorni di lezione vera e propria, bisogna puntare su progettualità delle scuole e casomai cercare di anticipare la partenza dell'anno scolastico a settembre. L'1 settembre veramente tutti in classe. Fra poco vedremo i tamponi in piazza oggi a Treviso, in Piazza Borsa. Prima c'è una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta. Dicevamo i tamponi gratuiti in Piazza Borsa a Treviso, nel pomeriggio lo screening per individuare i positivi asintomatici, ma anche la presenza di eventuali varianti del Covid. Sappiamo quanto è importante sia trovarli in questo periodo. Guardiamo. Avevamo letto che oggi c'era questo screening e quindi ci siamo fermate. Più che altro per una sicurezza nostra, ma anche perché è comunque un'opportunità poterlo fare in questo modo. Siamo passati per puro caso. Quindi avete deciso di farlo? Abbiamo deciso di farlo, sì, la curiosità. La curiosità per sapere, ci mancherebbe. Che sintomi non ne ho, però non si sa mai. Ho ricevuto un avviso che un conoscente era positivo, risultato positivo ieri, quindi ho approfittato. C'è chi è venuto solo per curiosità, chi per essere più tranquillo. Qualcuno già lo sapeva, altri si sono imbattuti per caso nel tendone allestito in Piazza Borsa. Un'iniziativa voluta dalla Regione Veneto per permettere ai cittadini che lo volessero di sottoporsi ad un tampone gratuito, uno screening dal duplice obiettivo. Uno, di sensibilizzare le persone, il fatto stesso che vedano che ancora continuiamo a fare i tamponi e che il rischio continua ad esserci. E il secondo è quello di prendere una popolazione che naturalmente magari non avrà mai la possibilità di fare il tampone perché non manifesta sintomi, per vedere se ci sono delle positività. È una fotografia come in questa piazza, nelle altre piazze del Veneto, per vedere cosa circola in termini di numero di ceppi e in termini di varianti. Dopo il tampone si attende in un'area apposita l'esito entro 10 minuti. In caso di positività la persona viene sottoposta al molecolare, un modo per tenere sotto controllo la diffusione del virus ancora presente. Siamo tornati a salire con i casi. Su 1615 persone tamponate abbiamo avuto 135 positivi, spiega il direttore Benazzi, che poi annuncia novità sul fronte vaccini. Speriamo che arrivino come hanno promesso, che oggi ci hanno mandato un fax. Queste dosi dovrebbero arrivare così in modo abbondante da martedì e poi susseguire per ogni martedì il doppio, quasi circa 10-12 mila, rispetto a quelle che normalmente arrivavano, che erano 7 mila. Faremo entro il mese di marzo tutti dagli over 80 fino ai 100, insomma. A proposito di questi tamponi in piazza nel pomeriggio, i primi dati: 254 persone sottoposte al tampone, di cui due persone positive riscontrate. Lo abbiamo sentito nel corso del nostro telegiornale, nelle parole del sindaco di Treviso Mario Conte, in quello del sindaco di Asolo Migliorini. Siamo vicini ormai a questa data, domani è il 21 di febbraio, sarà passato quindi un anno da questo incubo Covid che iniziava in Veneto proprio nel pomeriggio di quel 21 febbraio ed era un venerdì. E proprio domani sera alle 21:15 su Antena 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est per ripercorrere insieme i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. L'anno che ha sconvolto il mondo, l'Italia e il Veneto. Un anno da quel messaggio arrivato al governatore Zaia nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio 2020, mentre si trovava nei nostri studi. Il messaggio che cambiava tutto. Ci sono i primi 2 contagiati a Vo. È iniziato così l'incubo Covid in Veneto e da quel 21 febbraio Media Nord-Est è stata in prima linea, giorno dopo giorno, senza sosta, per raccogliere voci, testimonianze e informazioni. Servizi, interviste, inchieste e viaggi nelle realtà di un mondo capovolto. L'anno del virus è il racconto di questo lavoro costante, di una rivoluzione che ci ha cambiati per sempre. 12 mesi di paura, sofferenza, dolore, rabbia, speranza, illusione, vite cambiate, vite stravolte. 12 mesi di nuove sensazioni e nuove parole. DPCM, droplet, indice R con T, autocertificazioni, DAD. Dalla VO blindata al lockdown totale alle città spettrali, dai nonni vittime del virus all'estate del liberi tutti, dalle zone rosse a quelle arancioni e gialle, dalle serrande chiuse agli assembramenti, dagli arcobaleni di andrà tutto bene all'odio negazionista, dalla trincea quotidiana dei medici negli ospedali alla guerra al virus da parte della sanità veneta.
i tamponi, le terapie intensive, la battaglia per i vaccini. In mezzo le voci e i volti, le parole e le immagini. Veneti provati e piegati, ma mai sconfitti dal mostro invisibile. Adesso le notizie dal Bellunese. E ripartiamo proprio dal Covid, a 24 ore da questo anno del Covid. Vi proponiamo le parole di Paolo Gamba, assessore ai lavori pubblici nelle giunte Bortoluzzi prima e Prade poi, che ha raccontato proprio ai nostri microfoni il suo incontro con la terribile malattia del Covid. Sentiamolo. Lei si è tolto la mascherina dicendo: io il Covid l'ho già avuto. La malattia lei come la racconta? Guardi, allora posso dirle che inizialmente ero convinto di essere asintomatico. Ho fatto circa 8-9 giorni praticamente senza febbre, senza assolutamente nessun sintomo, a differenza di mia moglie. Dopo ho avuto 3 giorni di gravissimi dolori, ma fortissimi dolori, pur non avendo né febbre, né raffreddore, né problemi di saturazione, né nessun tipo di problema di altra natura. Però probabilmente mi ha preso una parte del mio corpo che è la parte più debole, perché mi ero fatto male, e ho avuto veramente paura, ma la paura anche psicologica, perché purtroppo, diciamo la verità, ce ne sentono talmente tante e ognuno ha la propria esperienza, che io ho avuto parecchie persone che sono mancate, anche giovani. Io vi dirò che dal mio punto di vista sicuramente è indispensabile fare il vaccino. Purtroppo siamo un po' discosti, nel senso che non sappiamo esattamente quanto può durare e che effetti abbia anche con le variabili, le varianti, però è chiaro che questa cosa qui non è da prendere assolutamente sotto gamba. Il monito del capogruppo bellunese con la sua esperienza del Covid, e poi il cordoglio che c'è in queste ore in tutto il Bellunese per la tragica morte di Dennis Bona, il 39enne di Feltre, figlio del segretario generale della FIOM CGIL Stefano Bona, precipitato per 7 metri in un burrone lungo la strada vecchia che collega Salgarda ad Arson a Feltre. Una morte che risale probabilmente alla giornata di giovedì, quando Bono, uscito di casa in bici, non aveva fatto ritorno alla sua abitazione. Alle 18 di ieri il passante che ha notato una persona in fondo al burrone e poco distante, in mezzo all'acqua, una bicicletta. Era nato a Belluno ma viveva da sempre a Villabruna, aveva 39 anni, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale aveva lavorato all'estero in diverse aziende del territorio. In queste ore un messaggio di cordoglio ovviamente per la scomparsa del giovane ingegnere. Qual è stato il bilancio della polizia locale in questo anno davvero particolare del Covid? Eccessi di velocità, troppi telefonini tenuti in mano, e questa purtroppo è una piaga che è continuata nonostante il periodo del lockdown, e poi forse anche legato alla devastante crisi del Covid, un boom di assicurazioni scadute nelle auto. Il 2020 sulle strade visto dalla Polizia Municipale di Belluno. Il più spericolato è stato un automobilista intercettato dall'autovelox mentre sfrecciava in pieno giorno ben oltre i 200 km/h. Un'infrazione che costerebbe 10 punti in meno sulla patente e 3 mesi di sospensione della stessa, visto che però in casi come questo il più delle volte il nome del guidatore non viene comunicato. Ecco scattare una multa da 1.690 euro. Durante le nostre attività di controllo sulle strade dobbiamo evidenziare particolarmente 3 atteggiamenti che riteniamo molto pericolosi. Uno è l'uso del cellulare durante la guida, 2 è la velocità eccessiva dei veicoli, e un altro comportamento che, pur non essendo direttamente pericoloso e comunque irresponsabile, è quello di porsi alla guida di un veicolo non coperto dall'assicurazione obbligatoria. Ciò comporterebbe non pochi problemi in caso di incidente. Le infrazioni dovute agli eccessi di velocità nel 2020 sono state ben 2.600, quando nel 2019 erano state solo 1.500. L'aumento, nonostante i lockdown, è stato dovuto all'installazione di un nuovo apparecchio sull'SP1, che essendo in funzione H24 all'inizio faceva scattare anche 50 multe al giorno.
Ci sono poi 164 automobilisti beccati con il telefonino in mano e 74 la cui autovettura era sprovvista di assicurazione. Il cittadino scoperto in alcuni casi cade dalle nuvole, nel senso che non pensava di essere scoperto, nel senso che l'assicurazione gli è scaduta, adesso non c'è più l'obbligo di essere informati sulla scadenza dell'assicurazione e in qualche caso questa giustificazione potrebbe essere anche plausibile, ma il più delle volte è comunque una mancanza volontaria, quella di porsi alla guida senza copertura assicurativa, peraltro scadute in alcuni casi non da poco tempo, anche da anni. E poi continua a tenere banco a Belluno il tema della variante della discordia e da Palazzo Rosso però si fa il punto e si danno delle certezze. Sentiamo il sindaco. Viabilità a nord della città, variante Cucciolo-Marisica. Si sono susseguite conferenze stampa e polemiche. Il sindaco di Belluno fa il punto. Sì, certo che si fa. Con il progetto che avete preso da voi, da 1,8 milioni? Beh, certamente, quello è il budget, quindi quello è il progetto che oggi possiamo realizzare. Un'opera dunque certa, con una prospettiva per un secondo stralcio. Faccio notare che tutte le soluzioni prevedono sostanzialmente sempre la realizzazione di questo primo stralcio, che è comune a tutti, quindi tutti evidentemente riconoscono l'importanza di questo stralcio. Poi c'è anche da dire chiaramente che la valutazione sulla realizzazione del secondo stralcio, secondo me, dovrà essere fatta anche sulla base di quello che accadrà relativamente alla realizzazione del collegamento, quello più importante, no? Tra la statale Agordina e la strada, e la rotatoria di Marisica. Comunque sia, pur essendo a fine mandato, il sindaco in carica ne è certo. La strada verrà fatta e i cittadini, non solo di Belluno, ne saranno contenti. Guardi, avendo vissuto anche per 15 anni sulla statale Gordina, glielo posso garantire al 100%. Non solo, basta guardare quello che stanno scrivendo, i messaggi che ci mandano quelli che abitano in via Agordo, i quali chiedono che venga realizzato questo tratto di strada. Da prospettive che si aprono e della viabilità, prospettive ancora molto fumose, parliamo del lavoro e parliamo dell'ACC, FIM, FIOM e WILM di Belluno che lanciano un nuovo allarme. In assenza di soluzioni i sindacati si dichiarano pronti alla mobilitazione. Se non ci saranno risposte entro i primi giorni della prossima settimana, la protesta, scrivono in una nota i sindacati, verrà portata con una mobilitazione sotto le finestre del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo di incontrare il nuovo referente del governo Draghi. Per i sindacati risolvere le crisi aziendali come quella di ACC, rilanciando le imprese italiane, devono essere un impegno, una priorità del nuovo esecutivo appena insediato. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo però ancora una volta, domani sera alle 21:15 l'anno del virus, i servizi, le voci, il racconto, le immagini, le informazioni, insomma tutto il racconto di 12 mesi che davvero ci hanno cambiato la vita nel documentario realizzato, prodotto da Media Nord-Est. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Sempre alta pressione sul nostro paese, ecco che al nord-est prevale un tempo stabile, ma sarà una domenica con ben poco sole. Vediamo insieme il dettaglio del 21 febbraio. Sul Veneto, come spesso accade, le ore mattutine saranno segnate da nubi basse e nebbie talvolta fitte e localmente persistenti anche nel corso del pomeriggio, anche se non si escludono delle parentesi più soleggiate in pianura, ma soprattutto sui rilievi dove il sole sarà maggiormente presente. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi invece tra i 9 e i 12 all'incirca. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia, lo scenario sarà lo stesso, prevale una certa nuvolosità al pomeriggio, sui rilievi invece avremo più spazi di sereno. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime invece sui 10-12 gradi.
Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, precipitazioni assenti, anzi qui il sole sarà prevalente ovunque con un cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime invece sugli 8-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.